Dal Piave al Delta del Po, dall'Adige al Veneto orientale, idrovore, prese irrigue, manufatti e sedi consortili, in tutto sono stati 20 gli impianti idraulici gestiti dai consorzi di bonifica della regione a illuminarsi con i colori della bandiera italiana per sensibilizzare cittadini e soprattutto istituzioni sull'importanza di agire velocemente per fronteggiare il cambiamento climatico. D'altronde i fondi ci sono, oltre al PNRR c'è anche un piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, spetta alla politica sbloccarli. Chiediamo attenzione al lavoro che quotidianamente viene fatto per la sicurezza idraulica, per la gestione della risorsa, per l'agricoltura e per l'ambiente. Chiediamo che almeno una parte dei fondi del PNRR, che oggi sono bloccate, vengano assegnate al piano Invasi, utile per la sicurezza idraulica, l'irrigazione e anche per l'ambiente. Secondo Ambi, 7 miliardi di euro di PNRR sono bloccati perché destinati a progetti di enti non in grado di realizzarli a causa delle tempistiche. Risorse che potrebbero essere dirottate nel piano Invasi, caldeggiato anche da Coldiretti per realizzare bacini utili a laminare le piene e trattenere acqua per l'irrigazione. E poi, in attesa di essere sbloccati, ci sono 44 milioni destinati al Veneto dal piano di sicurezza idrica. Si tratta di interventi di efficientamento irriguo per il Veneto orientale, di ripristino delle funzionalità del canale Leb, che tra l'altro distribuisce acqua a gran parte del nostro Veneto centrale, e la predisposizione di un progetto per la regolazione dei livelli dell'Adige nel nostro Polesine. Le progettualità ci sono, le capacità di realizzarle anche, servono risorse e soprattutto meno burocrazia.